Eccoci qua. Allora, benvenuti amici. Adesso in questo piccolo video vado a spiegare come funziona l'archeo caccia, caccia e tesori di Sardegna, un po' come bisogna iscriversi, le pagine, come il journal, eccolo qui, guardate, eccolo qua. E poi cosa succede? Vi spiego un po' come si compila il journal, ok? Allora, adesso cerco di fare un video breve, è tutto molto semplice, però logicamente per chi non sa come si fa viene male, quindi vi vado a spiegare come compilare gli indizi, come trovare gli indizi, la questione dei premi, quanto tempo avete per completare tutta l'archeocaccia. Allora, questo è il simbolo, questo che vedete qua, archeocaccia, caccia e tesori di Sardegna, questa è l'edizione invernale, ok? Quindi andiamo come c'è scritto qua nel sito. Allora, il sito è il link che trovate online, quindi in tutti i social, nel sito. Andate nel sito, cliccate lì e vi trovate su questa pagina, ok? Questa è la pagina ufficiale dove qua vi dice alcune cose. Quindi, benvenuto all'Archeocaccia invernale, visita i siti e musei che hanno aderito a questa iniziativa, che sono quelli che generalmente collaborano con noi, che fanno parte del gioco e raccogli i puzzle e gli indovinelli di archeologia e storici che vi consegneranno i siti che voi visitate, ok? Quindi, ecco qua già dall'immagine potete vedere, questa è la copertina del journal, ok? Archeocaccia Journal 2.0. Ehm, Questa è la cartina con i siti, ok? Quindi questi sono tutti i siti che fanno parte dell'iniziativa. Decidete voi dove andare, con chi iniziare, non c'è una logica, quindi ognuno di voi, se per esempio vuole andare subito al 13, può andare al 13, al sito numero 13, oppure iniziare con il 2, con il 4, con l'11, non è importante, l'importante è raccogliere tutti gli indizi che ognuno di loro vi dà, ok? Ognuno di loro vi darà un foglio contenente gli indizi, cioè il puzzle e gli indovinelli di archeologia e storia, ok? Adesso poi vi spiegherò meglio. Qua a fianco infatti troverete dentro il journal questa pagina qua, che qua andrete a completare queste caselle vuote. Queste caselle vuote, come potete vedere qua, questo è un indirizzo email, cioè un indirizzo HTTP che vi porta in una pagina. In quella pagina c'è proprio il sito finale che vi consegna i premi e che indica la conclusione della caccia. Ok? Adesso andiamo un po' più nei dettagli. Adesso qua scorriamo la pagina e qua vedete entra e iscriviti gratis per partecipare. Ok? Quindi cliccate qui e entrate nella pagina per l'iscrizione, molto semplice. Adesso vi faccio vedere un attimo come il sito. Questi sono tutti i siti e musei che hanno aderito a questa archeocaccia, ok? Quindi come potete vedere adesso ve li dico uno per uno: il castello di Acquafredda, la necropoli di Angelo Ruiu, Nuraghe Appio, museo etnografico di Gatellì, Nuraghe Maiori, Nuraghe Nolsa, complesso nuragico di Nodule, Nuraghe Losa, museo Galuras, area di Suro Manzesu, museo del territorio di Sedilo, Geomuseo Monte Arci, museo archeologico di Sant'Adi, civico museo archeologico Sadomo Nosta, museo archeologico Genna Maria. E questo è il punto di domanda, questo invece è il sito segreto che vi verrà svelato quando voi compilate tutti i dati di tutti i siti che avete raccolto prima. Alla fine vi verrà fuori questa famosa indirizzo HTTP che vi dice qual è questo sito qua. Voi andando lì scoprirete il tesoro e il premio, ok? Ma vi dirò già quali sono anche i premi. Allora, durante la caccia potete condividere le vostre foto nel gruppo Facebook e dentro Instagram, e noi le ricondividiamo, ok? Quindi mentre siete nella caccia, che so, andate a Nuraghe A+, mentre ritirate il foglio con gli indizi e i puzzle,
potete scattare una foto della vostra visita e condividerla nel gruppo voi stessi, oppure taggarci su Instagram e noi la pubblichiamo nelle nostre storie, ok? Allora, qua c'è anche il pulsante Buy Me a Coffee, che significa potete fare una donazione, ok? Facendo una donazione che è di 5 euro, adesso vi faccio vedere la pagina. Ecco qua, questa è la pagina che schiacciando andate a finire qui, potete fare una donazione di 5 euro, eccolo qua, e riceverete invece a casa, ok? Quindi riceverete a casa il journal, questo qui, a colori, con copertine a colori, e dove dentro ci sono anche più pagine con dei giochi, ok? Quindi dei giochi, e ci aiutate insomma, è un rimborso spese per fare la spedizione e per la stampa di questo, ok? Questo se lo volete fare. Se non lo volete fare, semplicemente iscriviti gratis e partecipa. Adesso carica la pagina. Eccolo qua. Come iscriviti gratis e partecipa, entrate in questa pagina, è molto semplice. Scrivi il tuo nome, scrivi la tua email, mi raccomando che sia corretta, quindi il tuo nome e la tua email. Qua non scrivi niente se non vuoi fare una donazione. Se invece vuoi fare una donazione, l'hai fatta, scrivi qua il tuo indirizzo. Logicamente tutto deve coincidere anche con il nome della donazione, quindi nome e email devono essere gli stessi che hai scritto nell'altra pagina della donazione. Qua vedete nome, e qua cosa ci vuoi dire. Qua magari puoi scrivere la tua email, quindi noi capiamo che sei la stessa persona. Quindi qua scrivi il tuo indirizzo e noi a questo indirizzo qua ti inviamo il journal, questo qua, ok? Ed è molto semplice. Automaticamente, come voi fate in via iscrizione, vi si apre un'altra pagina subito, immediatamente, un'altra pagina dove c'è un link. A quel link c'è un PDF, semplicemente lo stampate con la vostra stampante e avete dei fogli, in quel caso non un journal, ma avete dei semplici fogli dove c'è tutto quello che serve per fare l'archiocaccia. E adesso vediamo cosa c'è dentro. Allora, però voglio anche mostrarvi chi ci sta sponsorizzando per fare questa iniziativa, che ha logicamente dei costi, anche ha richiesto dei mesi di preparazione, ed è produzione di manufatti archeologici di antiche civiltà, Anton Arte Shop, antonarteshop.com, ok? Poi vi metterò anche i link nei social in questo periodo. Su pane Gutiao, quindi pane Gutiao, bellissimo, buonissimo, e Emporio Mercato Produttori di Sardegna. Questi sono chi ci sta appoggiando e sponsorizzando, e poi siamo anche noi, Sardegna Turistica, social media e marketing per attività locali e operatori turistici e culturali. Ok? Ok, quindi l'iscrizione è molto semplice, semplicissimo. Basta cliccare iscriviti, si va su questa pagina, scrivi il tuo nome, la tua email e invio. Se fate anche una donazione, scrivete qua anche il vostro indirizzo esatto e riceverete in qualche giorno una busta con il journal, ok? Dove, ripeto, dentro il journal ci saranno delle pagine in più con dei giochi, e non avrete i semplici fogli A4, ma avrete il vero e proprio journal, ok? Vedete? Adesso questo qua, dentro ci sono già le soluzioni, quindi non vi posso far vedere tutte le pagine, posso far vedere qualche pagina, quelle fondamentali no, perché ci sono già scritte le soluzioni. Però per esempio, ecco qua, c'è la pagina degli appunti, vedete? Pagina appunti, e poi tutte le altre pagine, c'è la cartina logicamente molto in grande, eccola qua, vedete? E poi altre cose, le altre pagine, però adesso le vediamo al PC senza i risultati, ok? Quindi, allora, adesso iniziamo da questa. Ecco, questa è la copertina del journal. Voi riceverete una semplice pagina da 4 in bianco e nero, invece per chi fa la donazione riceverà il journal con la copertina a colori, che è questa. Dopodiché, eccola qua, questa è la cartina, ok?
vi rimpicciolisco. Questa è la cartina. Come detto, potete partire e visitare dovete visitare tutti, avete 3 mesi, quindi tutto il novembre, dicembre e gennaio. Il 1° di febbraio sarà conclusa, ok? Quindi avete questi 3 mesi per andare a visitare tutti questi siti e musei che abbiamo visto prima. Ognuno di questi siti e musei vi consegnerà, quando voi fate la visita, dite che state facendo l'archeocaccia, vi verrà consegnato un foglio dove ci sono i puzzle e gli indovinelli. Sono 4 per ogni sito, ok? Ah, una cosa che stavo dimenticando è che chi fa la donazione avrà un bonus di 2 risposte, ok? Quindi se c'è qualcosa che non riuscite a rispondere, non riuscite a risolvere nel puzzle, negli indovinelli, chi ha fatto la donazione, quelle due, se ce ne sono 2 che non riuscite a risolvere, ce lo comunicate e avendo fatto la donazione vi diamo la soluzione di quelle 2, ok? E quindi potete andare avanti e completare tutti gli indizi. Quindi visitando ognuno di questi potete partire da chi volete voi, ehm, vi consegneranno un foglio con i puzzle, voi compilando questi puzzle, adesso vi spiegherò cosa dovete fare, ok? Adesso andiamo avanti. Qua è il retro della copertina con tutti i nomi dei siti e musei che partecipano, gli sponsor, ok? Ecco qua, ce ne sono 2, sono le tabelle che dovete compilare, ok? Queste sono le tabelle che dovete compilare, adesso vi spiego come compilarle, è molto molto semplice, basta capire come si fa ed è semplicissimo. Andando avanti, questi sono tutti i contatti, ok? Quindi all'interno troverete i contatti per contattare i musei e i siti che partecipano, perché alcuni di loro durante il periodo invernale non sono sempre aperti tutti i giorni a tutti gli orari, ok? Quindi per esempio sappiamo che il nuraghe Losa è sempre aperto, diciamo, ma altri no, ok? Quindi io vi consiglio prima di mettervi in viaggio, perché sono abbastanza distanti tutti quanti, prima di mettervi in viaggio scrivetegli un'email o chiamateli al telefono e chiedete quando sono aperti e se sono aperti, ok? Oppure molti aprono anche se sanno se gli dite che state andando, ok? Quindi contattateli, avvisate che andate a fare la visita e loro vi diranno un po' orari, giorni, poi fate la visita e ritirate il foglio con i puzzle che dopo vediamo, ok? Quando andiamo avanti qua c'è una pagina degli appunti, quindi qua potete scrivere quello che vi pare. Qua c'è diciamo, una piccola descrizione storica, periodi storici, pietra speciale, primi metalli, la dea madre, in linguaggio per bambini praticamente, infatti l'archeocaccia è per adulti e per bambini. Logicamente bambini da soli non potrebbero mai risolvere i puzzle, ok? Quindi c'è bisogno dell'aiuto dei genitori o di qualcuno, va bene? Ed ecco qua, e questa poi è la pagina che dovete alla fine completare, ok? Quindi qua vi dirò cosa dovete inserire qui. Completato questo, come vedete avete un indirizzo https://sarenaterroristicatv.it AS, e qua ci saranno altre lettere che completeranno questo indirizzo. Voi digitandolo nel vostro browser avrete la pagina con il nome del sito che dovete visitare per ultimo e che decreterà se siete vincitori. Ricordo che i primi 3 che arrivano hanno i premi. Chi arriva per primo avrà il premio più bello, il secondo premio, il terzo premio. Poi ci sarà un quarto premio dato a nostra discrezione tra uno dei tanti partecipanti che hanno aderito. Faremo una estrazione e daremo il quarto premio, ok? Quindi questa è la pagina finale che voi dovete completare, vi apparirà un indirizzo, voi lo scrivete nel vostro browser e vi apparirà un'altra pagina, ok? Quindi adesso torniamo indietro, ecco qua, queste sono le pagine, le 2 pagine che dovete completare in base agli indizi, va bene? Adesso dovrei avere qua un'altra
pagina che vi mostra un esempio. Ecco qua. Allora, questo è un esempio di foglio che vi daranno i siti. Adesso qua ho cancellato qual è il sito, va bene? Quindi ho cancellato qual è il sito. Come vedete qua c'è un puzzle, ok? Una specie di cruciverba. Qua sono 4 colonne, quindi sono 4 gli indizi che dovete risolvere per ogni sito visitato, ok? Quindi sono 4 colonne, la 1 in questo caso, la 2, la 3 e la 4, ok? Quindi per esempio qua sotto ci sono le domande, la 1, la 2, la 3 e la 4. Adesso queste le abbiamo oscurate. Per esempio c'è la 1, oggi si chiama Castelsardo, ma nel 1300 era, ecco qua, dovete dare la risposta. Questa è la numero 1, ecco qua, questa è la numero 1, quindi la risposta è questa verticale qua, ok? È questa verticale qua. Quindi qua scrivete la vostra risposta, ok? Quindi qua c'è la domanda qui giù. Qua dovete completare la risposta. Come vedete in ogni colonna c'è una casellina in grigio, ok? C'è una casellina in grigio con a fianco, vi ricorda su quale colonna siete, quindi sulla 1. Quindi per esempio qua date la risposta, casellina grigio della risposta 1, quindi andiamo di qui, mettiamo che questo era del sito numero 1, ok? Questo è il foglio che vi hanno dato nel sito numero 1. Qua scrivete la lettera che c'era di qua, ok? Vedete qua c'è il pallino, qua c'è una casellina più in grigio con scritto 1, ecco, significa che andate nel sito qua, questo era il foglio del sito numero 1, andate qua, dovete scrivere qua la lettera che c'è proprio lì, ok? La lettera che c'è proprio lì. Torniamo qui, si va sulla domanda numero 2, ok, adesso qua è oscurata, c'è la domanda numero 2 e la risposta dovete scriverla qua, vedete, numero 2, la casellina che c'è qua è in grigio, vi ricorda che siete sulla numero 2, la lettera che c'è qui la prendiamo e la scriviamo sulla numero 2 di qui. Proseguiamo con il terzo indovinello, la lettera che sarà in grigio la mettiamo qua sul 3 e infine il quarto indovinello, la lettera che sarà dentro il grigio, la casellina grigia, la mettiamo dentro qua, il 4. Allora, come potete vedere è così, proseguite con tutti i fogli che andate a raccogliere da tutti i siti, quindi è molto semplice. Cosa succede? Qua ci sono per ognuno sito, per ogni sito e ogni cartella avete una che è diversa dalle altre, cioè è cerchiata, vedete? Qua nella cartella 1 del sito numero 1, per esempio quello di Castello di Acquafredda, avete risolto i 4 indovinelli, i 4 enigmi, puzzle, chiamateli come volete voi, e qua trascrivete le lettere. Qua però ci sono quelle cerchiate, ok? Queste cerchiate sono quelle speciali che noi per esempio qua, questa qua, quindi partite dalla cartella numero 1, la quarta, questa qua che ha il cerchio, la prendiamo e andiamo a inserirla qua, ok? Si parte dalla prima cartella fino ad arrivare alla 15ª, ok? Quindi qua si mette la prima cerchiata, qua la seconda, qua quella della terza cartella, qui quella della quarta cartella e così via, fino a metterli tutti e 15. Finiti tutti i 15, ecco che qua vi apparirà tutta una serie di lettere A, S, adesso qua poi sarà magari A, B, C, D, F, O, Z, bla bla bla. Scrivete tutto questo indirizzo qua nel vostro browser e vi apparirà il sito che è il vincitore, il sito vincitore, il sito finale che voi dovete andare, ok? Quindi è tutto molto semplice, ve lo rifaccio vedere, è tutto molto semplice. Quindi
ogni sito vi darà una cartella contenente gli indizi, voi leggete la domanda, scrivete la risposta, in ogni risposta c'è una casellina in grigio, quella è la lettera che dovete prendere e scriverla nella vostra tabella. Quindi quello era il foglio numero 1, andiamo nella spazio numero 1 e qua scriviamo quella lettera, poi scriviamo la seconda lettera del secondo indovinello, così via, la terza e la quarta. Quelle cerchiate si mettono all'interno di questi spazi qua, mi raccomando, seguendo la numerazione. Quindi qua va la lettera della prima cartella, qua della seconda cartella, qui della terza cartella e così via, fino a tutte e 15. Fatto questo, avrete l'indirizzo che vi porterà alla pagina che ci ha scritto, che ha scritto bene il nome del sito finale, che voi dovete andare a visitare per ritirare il premio. Quindi è tutto molto semplice, avete 3 mesi per andare a visitare tutti i siti che sono nella mappa. Diciamo che sono più o meno un sito a settimana, un po' di più, quindi potete andare un sito a settimana oppure magari oppure lasciare in qualche settimana che magari avete più tempo, andare in 2 o 3. Come potete vedere alcuni sono vicino, quindi per esempio se siete nel nord Sardegna potete andare nel 9 e nel 5, se siete qua nelle zone di Alghero potete andare nel 2 e nel 3, se siete in queste zone nell'8 e nell'11, anche magari nel 6, qua ce ne sono 3, qua ce ne sono ben 4 più o meno nelle stesse zone, quindi magari con ogni uscita potete fare anche 2-3 siti, così ci impiegherete molto meno di questi 3 mesi. Considerate che chi prima arriva, prima risolve tutti gli enigmi e ha completato questa pagina qua, ha l'indirizzo da scrivere nel browser e quindi il nome. Ok, vi ricordo che chi fa la donazione ha 2 bonus su 2 indovinelli che non riesce a rispondere. Ok, quindi se questo qua per esempio non sapete in qualsiasi modo, non riuscite a dare la risposta, chi ha i bonus, chi ha fatto la donazione ha 2 bonus, ce lo può comunicare, ce lo dice e noi gli diamo la risposta che gli manca. Ok, è tutto molto semplice. Gli indovinelli, i puzzle sono dipende, sono di media, sono di bassa e media difficoltà, ok? Quindi bassa e media difficoltà, qualcuno forse è un po' più difficile, forse anche di alta difficoltà. Abbiamo dovuto metterlo, altrimenti insomma, altrimenti non c'era competizione, insomma, qualcuno difficile ci deve pure essere, perché altrimenti basterebbe solamente raccogliere, scrivere subito il risultato e in una settimana andate tutti insieme al sito finale, invece così mettendone qualcuno un po' più difficile diciamo che riusciamo a fare un po' di selezione. Ok, allora vi ho fatto vedere quello, vediamo un po' cosa vi posso far vedere altro. Ok, questa è una grafica, faccio vedere meglio, ecco qua gli sponsor: produzione di manufatti archeologici di antiche civiltà, antonarteshop.com. ok, quindi se volete andare a visitarlo, antonarteshop.com. Vi rivelo che, allora adesso vi dico dei premi. Il primo premio sarà un vaso, ragazzi, un vaso che ha un valore molto molto alto, ok, in negozio, nel loro negozio ha un valore molto alto, è una replica di un vaso originale di epoca o nuragica o medievale o romana, insomma, comunque di antichità. Quindi riceverete uno di questi vasi da collezione. Sono come quelle che trovate, come le repliche che trovate nei musei, sono anche invecchiati, quindi hanno una lavorazione molto particolare, un pezzo davvero pregiato, davvero davvero pregiato. Questo verrà dato al primo che arriva, ok? Poi allora al secondo che arriva ci sarà un premio dell'Emporio Mercato Produttori di Sardegna, che vi darà dei prodotti tipici sardi, ok? Un cestinetto con dei prodotti tipici sardi, va bene?
quindi anche questo un bel premio. Poi come terzo premio ci sarà il pane Gutiao, ok, quindi un altro cestinetto con un po' di pane Gutiao, eccolo qua, zupane Bissau Gutiao, specialità tipica sarda, ok, quindi riceverete un cestinetto di questo. Poi un altro premio sarà, ecco qua, un altro sempre di Anton Arte Shop, però una replica di una produzione ceramica di quelle in miniatura, ok, quindi il primo premio riceverà il vaso grande, ok, quindi quello di dimensioni quasi uguali all'originale, perché adesso vi dico una cosa, le riproduzioni non sono identiche come fattura all'originale, ma le dimensioni sono leggermente diverse proprio per distinguerle dall'originale, è una norma di legge questa. Quindi tutte le loro produzioni sono identiche o sono molto simili all'originale, tranne che nelle dimensioni. Le dimensioni sono diverse proprio per essere distinte chiaramente dall'originale. Ok? E fanno due versioni, quella normale, quindi quella grande, e quella piccolina. Quindi un altro premio, il terzo premio sarà, il terzo o quarto premio, adesso vediamo, sarà una ceramica piccola, ok? Altrettanto bellissima, davvero molto bella, da collezione anche questa, che vale un sacco di soldi, ok? Quindi, allora, mi pare di avervi detto tutto. Vediamo un po', penso comunque sono qua sempre a disposizione. Allora, chi fa la donazione avrà altri fogli rispetto a questo, ok, avrà il journal, che è questo qua, ok, vedete, qua sono tutti i fogli, ecco qua, adesso qua non ve lo faccio da vicino perché sono già tutte le soluzioni. Allora, molto importante è questa pagina qua, quella degli indirizzi, ok, quindi adesso ve la faccio vedere qua, ecco, questa pagina qua dove ci sono tutti i recapiti dei siti e dei musei che partecipano ad Archeocaccia, ok, quindi qua trovate tutto per contattateli prima di muovervi e andare, ok, perché molti nel periodo invernale sono semi chiusi, ok, quindi non sono sempre aperti tutta la settimana, tutti i weekend, quindi contattateli prima. Molti sono sempre aperti, altri no, ok, quindi contattateli. Ok, allora penso di aver fatto vedere tutta. Questa è la cartina, guardatela un po'. Abbiamo messo 15 siti per stare nella media di farlo entro 3 mesi, ok, se ne avremmo messi, mi dispiace per quelli che sono rimasti fuori, saremmo arrivati a 20, 25, 30, qui diciamo la maggior parte di quelli in Sardegna, l'Archeocaccia sarebbe stata davvero impossibile sia da gestire ma anche da concludere, perché abbiamo fatto una media di circa un sito a settimana, ok, da visitare un sito a settimana. Poi considerando che alcuni sono molto vicini tra loro, probabilmente ne farete anche 2 alla settimana, qualcuno anche 3, ok, quindi benissimo, questa è la copertina fantastica. Vedete, ci sono i riferimenti anche ai bambini, quindi andate con i bambini. All'interno, per chi fa la donazione, riceverà il journal con degli enigmi e delle cose da colorare, anche se sono sia per adulti ma soprattutto anche per bambini, ok, quindi se non avete capito qualcosa riguardatevi bene questo video, e poi ci rivedremo prossimamente con altri video. Per qualsiasi cosa potete scrivere se non avete capito o vi serve qualche aiuto. Ciao a tutti.